Non c'è chi è morto. Pure Pasqua ci avete rovinato, pure Pasqua. Ma voi siete degli eroi, perché voi siete dei cazzo di eroi, qui lo dobbiamo dire. Siete degli eroi, cazzo. Siete degli eroi. 3-0 e c'è sta ancora un recupero, può essere ce ne fanno nada, facciamo 4-0. Non c'è chi è morto. Ma voi siete veramente dei geni. Ma voi siete veramente dei campioni d'Italia. Fortissimi, voglio. Noi lo dobbiamo ammettere. Che quest'anno abbiamo fatto un campionato spaziale sopra le aspettative. Cioè, io non mi arrabbio nemmeno più. Non voglio nemmeno arrabbiarmi, non bestemmio nemmeno più perché non ha senso. Non ha senso tutto questo. Coppiners che ti fa quel gol della Madonna e Politano non sa fare un tiro a porta. Cioè, ma veramente stiamo facendo? Io già mi immagino ora la gente, inginocchiatevi ora, napoletani, noi non siamo scesi proprio in campo, è diverso il fatto. È diverso, primo gol dell'Atalanta ci poteva, Juan Jesus, Rachmani che non butta via la palla, si butta in terra, mi ha fatto male, cioè, Meretti che non esce, Juan Jesus che so guarda, alza il braccio, cioè, ma siete micidiali, siete perfetti, siete le comiche. Il secondo gol dell'Atalanta, bellissimo, forse c'era il fallo su Osimhen, ma è meglio che non l'ha fischiato quel fallo. Juan Jesus che non so Juan Jesus dove voleva andare, non si sa. Prende palla da solo, va in avanti, se la fa togliere come un fesso qualunque. Scamacca, cioè, avete fatto diventare Scamacca Maradona. Gol e assist, rendiamoci conto. Ma voi siete veramente una squadra potente. Ma voi veramente siete una squadra di fenomeni allora. Dov'è quel fenomeno su YouTube? Sei meglio forte, sei meglio forte. Dov'è quel fenomeno? Ve ne prego, datemi quel fenomeno. Sei meglio forte. Annaccia Marino, aiuto, il terzo gol di Cop Mainers, fatelo rivedere a Politano e a Raspadori come si segna, che gli fa il gesto, dammela sui piedi, non me la dare lunga. Mi aiuto a pallone, annanza, miuto, oggi a pallone alto su Osimhen che non fa un stop e questo vuole andare a giocare in Premier League. Oh Madonna mia, che bellezza, che bella squadra, voglio che siamo, che bella squadra, che bella squadra. Siamo riusciti a ucciderci a 8 giornate dalla fine. Complimenti, poi Raspadori a sinistra, il grande Calzona. Complimenti a tutti quanti, complimenti a tutti, a tutti. La pastiera in canna ci ha fatto rimane, pure la pastiera ci ha fatto rimanere in canna. Complimenti, complimenti Aurelio. Ma una cosa la vorrei dire, Scalvini da 20 anni, 20, è titolare dall'Atalanta. Nathan non lo facciamo giocare, è giovane, il ragazzo è giovane. Però facciamo passare Juan Jesus e Rachmani. Con Ostigard che è in difesa e Nathan no, non deve giocare Rachmani, Juan Jesus. Per legge devono giocare loro. Politano secondo me su fa mettendo e pack perché non è possibile che piglia 3 milioni e mezzo a stagione ed è sempre titolare. No, non me lo spiego, Aiù, è più forte di me, credetemi. Non so nemmeno se ha segnato il Napoli, si è fatto 3-1. Ma ci devono morire. Che grande squadra. Che grande gruppo. Zerischi entra, può dare la palla a sinistra, si fa un giro in mezzo campo. Grazie Aurelio. Grazie Aurelio. Grazie per questo magnifico Napoli. Grazie veramente a tutti quanti. Ci avete fatto rimanere pure Pasqua. Siete forti, siete fortissimi.